E mentre ieri la squadra si divertiva con Rosario Miraggio, con Andrea Sannino e cantavano eccetera eccetera, io ero lì a fare l'analisi tattica che secondo me è molto interessante e che a bassa voce ce la dobbiamo godere. Cominciamo! Sempre a bassa voce perché io poi faccio di notte e lo sapete. Di tutto non mi trovo perché è un po' nudo. Mettiamo le cose a posto perché è benvenuto Ettore Giunta, benvenuto e benvenuti a tutti i nuovi iscritti che magari hanno visto la reaction e hanno detto ma fammi vedere che succede, perché chissà se anche questo video può essere ascoltato in inglese con l'intelligenza, perché c'è un'opzione. Boh, voi nel dubbio lasciate il like, non vi preoccupate, magari i prossimi video li introduco in inglese così capita, non lo so, sono abbastanza se c'è un clima sereno e mi fa piacere. Signori, possiamo dire quello che vogliamo, insomma, di questa stagione della squadra dei calciatori di Manna e di Conte, però di sicuro stiamo vedendo delle cose nuove. Ad ogni partita c'è una proposta di gioco interessante che è diversa da quella precedente, e già per questo di per sé io sono soddisfatto, perché spero tanto che la sensazione, il giudizio finale non sia troppo legato esclusivamente a come andrà, perché se va come deve andare, se invece non va, la delusione potrebbe. Però è stata comunque una stagione dove stiamo addirittura accarezzando l'ipotesi spareggio, accarezzando la cosa se l'Inter va avanti in Champions oppure se prende la batosta. Se facciamo il nostro dovere ci divertiamo fino alla fine, nonostante fino alla fine non sia proprio una frase che insomma così. Andiamo a vedere gli screenshot e partiamo proprio dal calcio d'inizio, dove uno di solito può vedere lo schieramento, invece questa volta si vede la preparazione di una partita, quando tu già sai che l'Empoli magari va a sovraccaricare una fascia per un lancio lungo, una pallata. Guardate come il Napoli si prepara abbassando McTominay, e qua ne vedete due sono sovrapposti dell'Empoli pronti a scattare in avanti per ricevere il lancione. Oltretutto guardate un altro accoppiamento, qui è Viti, tiene d'occhio Lukaku perché, come faceva Zielinski all'epoca, deve bloccargli l'eventuale pressing su quello che poi deve fare il lancio. Ma in realtà quel furbacchione di D'Aversa, grande amico di Conte, ma non per questo non voleva fargli uno scambetto. Sono arrivate i pianti degli interisti che hanno detto quelli sono amici, si sono scansati. Dovevano arrivare, ve l'ho anticipato in live. Era evidente che non si sono visti la partita. Magari questa è una cosa che facciamo anche noi, a volte, quando vediamo l'Inter vincere facili, solo morbidi. È una cosa normale da tifoso. Scompaginano perché il passaggio è diretto al portiere e non al difensore, e vedete che creano un diversivo. Due vanno in profondità direttamente e un altro viene a prendere il passaggio, quindi non sarà il portiere a lanciare direttamente, ma la darà qui al difensore, che poi farà il lancio opposto in zona Pezzella, pallone che verrà però prima intercettato, spizzato di testa da Cacace, che salta su Mazzocchi, la palla finisce a Pezzella che poi la mette dentro e c'è quel colpo di testa di Chias che viene colpito di coscia da Juan Jesus, di coscia, non di mano. Non cominciamo, non c'è bisogno che lo faccio vedere, vi fidate. Estremamente interessante la costruzione con il doppio play, questa volta veramente evidente. Ma è possibile davvero, perché l'Italia non ci crede, che tu ti chiami Asparago? È vero o non è vero? Ti chiami Asparago? Io mi chiamo Sparago. Ma Asparago di cognome? Sì. Io come devo... E di nome come fai? Il nome è Luigi. Luigi. Io se becco quei due che stanno in regia. Questa volta veramente evidente, e faccio anche io un'errata corrige che me ne ero accorto di più nel secondo, ma è avvenuto anche nel primo, quindi io dichiaro a tutti gli effetti un 4-2-3-1, o se vogliamo essere più fantasiosi 4-2-1-3. Ma la cosa bella è che i 4 della difesa non sono i difensori, che li vedete qui ben schierati, ma questo è il centrale Rachmani,
E questo è il centrale Juan Jesus. Gli altri due, che sono i difensori centrali, ma che in costruzione, sono chi? Ovviamente Lobotka e Gilmour, che si abbassano per la prima costruzione. E si crea, come vedete benissimo, il triangolo, però rovesciato. Quindi non con Lobotka vertice basso e le due mezze ali alte, ma tutto al contrario, due vertici bassi e l'unico vertice verticale avanzato, che è vertice verticale proprio non si può sentire, scusate, McTominay più avanti, pronto a sfruttare gli inserimenti centrali e le sponde di Lukaku, ovviamente, solo che la palla gli deve arrivare. E come gli può arrivare se ti vengono a prendere alti e il giro palla non è tranquillo, non è pulito? Serve una pallata, si prende la responsabilità. A turno se la prendono Juan Jesus e Rachmani, e questo è il primo caso in cui va direttamente a segno, perché la pallata di Rachmani finisce in zona Lukaku e vedete che qui c'è già un McTominay che guarda ed è pronto. Non è banale il duello che Lukaku fa qui con Marianucci, teniamo d'occhio, resiste, viene raddoppiato da Grassi in questa zona, il che ovviamente libera l'inserimento di McTominay. Però è chiaro che qua deve essere bravissimo Lukaku, come riesce a tenere il pallone, a proteggere il movimento, poi a liberare un passaggio orizzontale semplicissimo una volta che l'hai fatto per McTominay da raggiungere e poi andare dritto verso la porta. Il mio collaboratore segreto mi consegna una foto non di poco conto. È bello il modo in cui si piega per far partire il tiro che però, se vogliamo, è un po' centrale, non finisce qui nell'angolino, non finisce alto, è in una zona insomma dove il portiere poteva arrivarci, ma dalla sua McTominay ha un tiro potente e il pallone è veloce. Quindi anche se è una posizione non irresistibile, è difficile per il portiere. Al gol di McTominay Conte si esulta, ma qui io ho cercato di vedere un pochino i labiali, non lo so se DAZN ve li farà vedere, usciranno o se sono usciti, io all'estero ho difficoltà, ma vi posso assicurare che qui Conte dice "Hey", a richiamarli tutti, il famoso gesto testa-testa, che alle volte viene interpretato come calma, testa, mantenere la calma, non ti disunire, però aggiunge proprio questo, dice la stessa cosa, continuiamo a fare le stesse cose. Sta proprio il richiamo alla questione post Bologna, dove c'è quella delusione di non aver continuato a giocare nello stesso modo nel secondo tempo, e Conte dice ma io gliel'ho chiesto, sono loro che forse hanno avuto un po' il braccino. E qua Conte lo ribadisce proprio pubblicamente, continuiamo a fare le stesse cose. Questione terzini, perché se è vero che i centrali finiscono in zona terzino e i due centrocampisti finiscono in zona difensori centrali, i terzini devono andare a fare le mezze ali. E qua vediamo il buon Olivera che è venuto a sovraccaricare la fascia destra e il buon Mazzocchi che va addirittura ad affiancare Lukaku in zona d'attacco, con Neres che è sempre deputato a essere un pochino solitari nella sua zona della fascia sinistra, e McTominay pronto poi ad uno dei suoi inserimenti. Credo che poi da quell'azione arriva il cross di destro di Politano con un tiro non facile di Neres che stava per prendere in controtempo Vasquez. Qua fa un riflesso importante il portiere, stava uscendo un gol sporco, non bellissimo ma comunque difficile da prendere, ha una controparata fuori tempo e la parata la fa. Potenziale assist per Politano e potenziale gol per Neres. Giorni in cui si pare sì, ma gli esterni proprio non segnano, e se non è per McTominay, se non è per Lukaku, e però qualche occasione la stanno creando. Qui vediamo come ancora Olivera, percussione centrale, lascia il pallone a Gilmour che non disdegna la possibilità di un tiro dalla distanza, cosa che Lobotka pensa di meno. E rivedendo la partita ho visto anche parecchi cambi di gioco, sventagliate anche un po' più lunghe da parte di Gilmour, che è veramente un bel centrocampista. Non avrà la fisicità di un Anghissà, però ha geometria, ha iniziativa, si fa vedere, si propone e tanto dinamismo. Abbiamo visto che aveva tantissimi chilometri percorsi e ci troviamo, lo aggiorniamo questo dato che ne avevamo parlato in live, il fatto che Gilmour esca all'81esimo gli fa perdere il primato dei chilometri percorsi, e stavolta addirittura Lobotka supera McTominay. Entrambi la giocano tutta e Lobotka arriva quasi a 12 chilometri.
mica male. Forse il fatto di non essere solo vertice, ma essere uno dei due centrali, poi si devono alternare a un certo tipo di lavoro, molto interessante ragazzi, molto. Questo è l'unico tiro in porta dell'Empoli, che poi come pericolosità, se andate a vedere anche i dati della Lega, ci sono stati, però non hanno inquadrato la porta con dei colpi di testa. Qua invece il buon Seba Esposito, una torre di Chiasi, prova l'Eurogol alla Quagliarella, la Mascara per capirci, e per fortuna Meret glielo dirà. State tuned che lascerete un like. Passiamo quindi al secondo tempo, dove aumentano gli inserimenti centrali di Olivera e uno di questi porterà al primo gol di Lukaku, il 2-0 del Napoli. Nel momento in cui Gilmour riceve palla, Olivera parte ad occupare questa zona vuota. E mica male. Poi sarà bella la mezzaluna che farà Lukaku nel tornare indietro e nel mettersi in condizione di ricevere poi l'assist di Olivera per il 2-0. E qua io sono convinto, non ne ho la certezza perché il labiale è difficile, che Conte dica ancora così, bene così, ancora, continuare. Ovviamente sul 2-0 l'Empoli deve scoprirsi un po' di più, il Napoli si mette compatto e risulta anche un po' più efficace nelle ripartenze, perché in tanti andiamo ad accompagnare, non lasciamo solo Osimhen, non lasciamo solo Lukaku, ma in tanti accompagniamo. Iniziativa di Neres che qua salta di netto l'avversario e vedete tutti in avanti in maniera più o meno feroce. Neres la metterà in mezzo, un po' arretrata, Politano la cede a Lukaku che finisce proprio in zona Politano, e devo farvi notare che insieme a McTominay che va a riempire l'area c'è ancora Oliver, che se Lukaku è andato fuori dall'area ce ne deve stare almeno un altro, e quindi molto bene. Il passaggio di Lukaku, l'assist, è davvero trequartista, da rifinitore, dal regista offensivo che poi è il suo ruolo. Faccio notare come non guardi il pallone, guarda il compagno, guarda dove la palla deve arrivare al momento di questo passaggio, con un piede anche abbastanza sensibile. Il sinistro di Lukaku non è un sinistro ruvido per nulla. Lukaku che tra l'altro aveva messo davanti alla porta McTominay per la terza volta, sarebbe stato il terzo assist per Lukaku e il terzo gol per McTominay. Purtroppo però la palla si stampa contro il palo, peccato, ma possiamo accontentarci. A fine partita finalmente guardiamo un pochino quello che è il più bello di tutta la società sportiva Calcio Napoli, che è il signor Lele Orial. È anche un siparietto simpatico. Abbiamo sempre fatto notare il Lukaku leader dei suoi compagni, ma anche una figura molto rispettata dagli avversari. È un giocatore estremamente corretto, estremamente dotato di fair play, si prendono ammazzate ma senza mai cattiveria. E qui mi sa difficile da interpretare, mi sa che, non dico consegnargli uno scettro ideale. Dice io ho giocato, sono il finale di carriera, tu puoi essere il futuro del centravanti di una squadra. Chissà, perché dopo vediamo un'altra foto interessante. C'è anche Meret che sembra dirgli, e qua ci metto non tutta la mano sul fuoco, ma insomma un migno. Sembra dire, se l'avessi fatto un po' più alto quel tiro che mi hai fatto, mi avresti potuto fregare, perché ci sono arrivato, ma se fosse stato un po' più alto, un po' più a scavare a palombella. Quindi i complimenti da parte del Napoli al giovane talento Esposito. Bello tutto il Napoli con lo striscione dedicato a Daniele. È sempre un momento commovente, la squadra ci tiene tanto e si vede. E altre cose che non escono negli highlights è che il Napoli, quella situazione con i due centrali, poi sono i centrocampisti, i due centrali di difesa che poi diventano terzi, con la pallata verso Lukaku, l'ha provata più volte, e quindi quando Conte dice continuiamo a farlo, attiri la pressione dell'Empoli che sai e che prevedi, e poi vai a svuotare creando gli uno contro uno in attacco, isolando Neres, isolando lo stesso Politano o soprattutto Lukaku, perché è lui quello che può ricevere una pallata, controllarla e liberare gli altri. Ma non è meccanico. Questa è un'altra cosa che mi interessa farvi vedere. Non è che poi sempre si costruisce dal basso con i due centrali in posizione da terzino o con Lobotka e Gilmour. In questo caso il triangolo lo vedete sempre, ma se non si creano i presupposti, McTominay è in grado di farlo, di scegliere, di venire lui al centro e ricevere il passaggio da Meret con i due centrali che poi andranno a svuotare portandosi dietro i loro marcatori
per permettere al Napoli di costruire anche con un McTominay che si abbassa all'occorrenza. Qui Mazzocchi l'aveva fatta, l'aveva fatta la sovrapposizione interna, però Politano non gliela dà. Insomma, è un pochino quello che in reaction mi viene da dire. Lui lo fa, non lo fa proprio come Di Lorenzo, ma ha cercato di fare tutti i movimenti del terzino destro di Conte, non sempre è stato premiato, va detto. Insomma, non lo so, Conte ci ha provato con Dorgu, non è andata bene perché si è inserito il Manchester United. Non lo so se è di proprietà dell'Inter, torna all'Inter, se c'è una questione di prestiti da risolvere, diritti, oppure lo rimettono sul mercato, non lo so. So che però il procuratore lo conosciamo molto bene, fate voi. E come ultimo labiale, vi dovete fidare di me, qua Conte dice chiaramente: hai ragione. Potete immaginare a chi lo sta dicendo, chi può avere ragione. Vittoria decisamente meritata. Come vedete dall'attacco momento, ci sono dei momenti in cui l'Empoli mette la testa fuori dal sacco e prova a darci fastidio. Ma il Napoli legittima ampiamente. Come vedete Mazzocchi qualche puntino centrale ce l'ha, non è a livello di Di Lorenzo, ma è anche perché non gliel'hanno passata abbastanza, mentre Olivera vedete che si porta anche più oltre. Molto esterno resta Politano, come vedete, proprio sulla linea, proprio da terzino vero e proprio, sempre da terzino, ma da esterno, perché sennò si dice 3-5-2, non è proprio lui. Interessante la hitmap di Gilmour, decisamente, che si può abbastanza paragonare a quella di Lobotka, e quando andate a vedere quella centrale proprio di McTominay si capisce che questo triangolo rovesciato ha fatto il suo dovere. Ed eccoci alle pagelle. Mi faccio aiutare dagli amici del gruppo Telegram perché onestamente sono praticamente d'accordo su tutto. Permettetemi solo, per una questione mia, di spostare McTominay, anzi facciamo proprio la fase di costruzione pazzesca. Che il Napoli ha giocato così, ragazzi, cioè se vogliamo essere precisi, in possesso di palla eravamo così. Insomma, Meret 6+, alla fine la parata è buona, è l'unica, forse non è neanche difficilissima, però è importante che la fa, quindi oltre alla sufficienza sicuramente. La community dice Mazzocchi 6,5, Rachmani 6+, JJ 6+, Olivera 7. Io sono d'accordissimo che Olivera merita il 7 e merita di essere il migliore della difesa. Swapperei il 6,5 di Mazzocchi con il 6+ di Rachmani, perché Rachmani fa partire il passaggio per Lukaku, poi porta al primo gol, quindi 6,5 Rachmani, 6+ Mazzocchi, il 6+ a JJ ci sta. Purtroppo dobbiamo capire l'entità dell'infortunio, ha retto finché ha retto. Dopodiché, passando ai centrocampisti, 7- per Gilmour, per me si può andare tranquillamente al 7, 6,5 per Lobotka, che però abbiamo visto corso tanto, e se dovete indovinare chi ha fatto il maggior numero di passaggi accurati, il 95% lo fa sempre Lobotka. Non si scappa. 6,5 per lui, 8 per McTominay. Io qua alzo a 8,5 McTominay, perché 2 gol è un giocatore di un'altra categoria. Quando gira lui io sto più tranquillo, onestamente. 6,5 a Politano, potrebbe essere un 6, ma il potenziale assist era lì. 6+ per Neres, che pure potrebbe essere 6,5 perché poi chiude in crescendo. Danno 8 a Lukaku e io qua lo alzo a 9. Voglio essere forse anche troppo generoso, però gol e 2 assist se non gli metti 9 adesso, quando glielo metti più, e secondo me è meritato, perché c'era tanto scetticismo intorno a Lukaku e alla fine ti sta rispondendo con i numeri. C'ha più gol di Lautaro Martinez, c'ha più assist di tutti in Serie A, dai, diamo un 6 a Rafa Marini e a Spinazzola, e poi verso, insomma, per gli ultimi 10-15 minuti Billing, Raspadori e Ngong. Interessante che sia entrato Raspadori e non Simeone, interessante che sia entrato Ngong e non Okafor. È una cosa su cui dobbiamo riflettere. Non dico solo che dobbiamo riflettere sui discorsi futuribili. Per quanto riguarda il finale di stagione, vi arriveranno un paio di contenuti, vediamo quando, perché ho una programmazione da rispettare, ce l'ho tutta qua.
tutta qua la programmazione, spero di poterla rispettare, perché ho sentito delle cose interessanti che volevo commentare insieme a voi, ma con serenità, senza nessuna pressione che ci vogliono mettere per forza. Un accenno, no? Perché poi mi dicono attenzione al Como all'ultima giornata, perché potrebbe creare dei problemi all'Inter così, mentre danno per scontato che la partita col Cagliari per noi sia facile. Quello il Cagliari è salvo, ma perché il Como non sarebbe salvo? E voi non avete idea di cosa significa per un giocatore del Cagliari giocare contro il Napoli e avere la possibilità di metterti uno sgambetto fatale. Quindi purtroppo con calma, il racconto del calcio va fatto nella sua completezza e cerchiamo con calma. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Grazie a tutti per l'ascolto, per il supporto, per i vostri like, per esservi iscritti al canale e soprattutto per aver visto tutto il video. Lo sapete che ci tengo moltissimo.